Sì, per continuare e concludere anche la mia cupa storia della costruzione del nuovo ordine europeo, diremo che c'è una questione di fondo. Perché i pianificatori francesi hanno deciso di estendere l'Unione Monetaria Europea a paesi come la Grecia, il Portogallo, la Spagna e poi ad altri, come alcuni paesi dell'Europa orientale. Perché dovevano risolvere una contraddizione di fondo. In effetti, noi distruggeremo il consumo e il potere d'acquisto nelle economie nazionali della Germania e della Francia. Ma che dire dei profitti? Quindi la soluzione è questa. Dobbiamo risalire al periodo di Mitterrand. La soluzione doveva essere l'esportazione. Esportare. Ma le esportazioni dove? C'è un punto fondamentale che troppe persone ignorano. I tedeschi erano estremamente riluttanti ad entrare nell'Unione Monetaria. C'è stato un periodo, cari amici, soprattutto durante i primi anni 70, in cui la politica monetaria e fiscale era molto più espansionistica in Germania che non in Francia. Quindi, perché il regime di Mitterrand ha obbligato la Germania ad entrare nell'Unione? La risposta è semplice. La finanza che interessava ai politici tedeschi. Il governo Kohl era finanziato interamente dai fondi segreti francesi. E non è tutto. C'era un paese che era odiatissimo dall'establishment francese, odiato per moltissimo tempo, e questo paese era proprio il vostro. L'ossessione dei tecnocrati francesi, degli economisti, era proprio di distruggere la base industriale dell'Italia. Perché accusavano il governo o i governi italiani
di essere sempre stati troppo morbidi relativamente ai salari, sindacati e al potere d'acquisto. Pertanto, come si poteva distruggere l'economia italiana? Imponendo una rivalutazione della valuta. E quando l'Italia decise di adottare l'euro, in concomitanza con la decisione di una rivalutazione di almeno il 45% dei prezzi. E pertanto gli italiani non potevano più esportare, non potevano più esportare al di fuori dell'Eurozona. E quindi questo è un problema che mi fa ridere quando la gente dice: ma se lasciamo l'euro, come facciamo? Sarà un incubo. L'Italia è stata completamente distrutta. Immaginatevi i prezzi relativi dell'industria italiana, per esempio sul mercato americano. Per esempio, immaginiamo se aumentassero del 40% le esportazioni italiane sarebbero crollate da un giorno all'altro. Quindi perché l'Italia doveva essere eliminata? A questo punto si decise di sedurre anche la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, e per gli stessi motivi. Per aumentare le esportazioni. C'erano paesi senza alcuna base industriale, oppure la cui base industriale era completamente distrutta dall'impatto della valuta. Quindi l'Italia, la Grecia, diciamo così, l'Europa meridionale, l'Europa orientale, sono diventati praticamente come dei mercati coloniali, quindi nuovi mercati imperialisti per la Germania e per l'industria tedesca e francese. E poi c'è una questione. A volte la gente dice: oddio, i tedeschi sono così qualificati, sanno fare tante cose. Ma perché la Germania e la Francia hanno avuto la possibilità di esportare? Perché c'era stata una precedente situazione da considerare, degli investimenti, il cosiddetto miracolo tedesco. Viene fatto risalire al regime nazista. Questa è una questione che ho studiato molto col mio caro amico, l'unico storico francese che ha avuto il coraggio di affrontare i moderni problemi, Henri Lacorarise. Durante il periodo nazista, l'industria tedesca aveva tratto beneficio innanzitutto
tratto beneficio da una manodopera quasi schiavizzata. Durante l'era nazista, infatti, era crollato il livello dei salari del 60% e durante la guerra le aziende tedesche più rispettabili, per così dire, avevano tratto beneficio da questa manodopera schiava assunta dall'SS dai campi di concentramento. Al tempo stesso il regime investiva miliardi di dollari di quel tempo nell'industria tedesca, creando le basi tecniche che erano veramente molto avanzate e talmente avanzate da non essere ancora fruibili fino a più di 10 anni dopo la guerra. E lo stesso è avvenuto in Francia. Comunque restano tanti altri problemi. Le esportazioni. Dobbiamo distruggere le esportazioni, distruggere l'economia interna dell'Italia, della Grecia. Ma da dove partire? Da dove devono venire poi gli introiti? La risposta a questa domanda è molto semplice. Se consideriamo i dati aggregati delle esportazioni nette dalla Germania e dalla Francia, fin dall'inizio dell'Eurozona, vediamo che i livelli sono identici ai deficit aggregati di Stato dei paesi dell'Europa meridionale e orientale. Pertanto, la Grecia, l'Italia, la Spagna hanno fornito dei profitti netti illimitati o una fonte, diciamo, di risparmio notevole per l'industria francese e tedesca. L'85% delle esportazioni tedesche nette, e questo vale anche per la Francia, sono all'interno dell'Eurozona. Ed è per questo che, contrariamente a quello che si potrebbe dire, non accetteranno mai il fatto che la Grecia o che l'Italia abbandonino pacificamente l'Eurozona. Proprio per questo. Perché le corporation, le grosse aziende francesi e tedesche si troverebbero improvvisamente a secco di utili.